Eccoci qui questa mattina per parlare un po' di temi di politica. Il nostro ospite è Leonardo Padrin. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Consigliere regionale e anche capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Veneto. Allora, anche dentro Forza Italia sono settimane abbastanza decisive con notizie di epurazioni in alcune zone d'Italia e anche in Consiglio Veneto, insomma, si sta un po' discutendo. Qual è la temperatura all'interno della... Diciamo che ci sono fermenti. Purtroppo in Consiglio regionale abbiamo due gruppi di Forza Italia. C'è il nostro che ha scelto quando c'è stato l'esodo dell'NCD, e ci sono quelli che sono andati nell'NCD e poi sono tornati indietro, quindi purtroppo ci sono due gruppi e già questo insomma qualche problema lo crea. Ma soprattutto oggi la discussione è se l'alleanza con la Lega deve essere un'alleanza tra pari, oppure, visto che la Lega in questi anni ci ha superato a livello elettorale, la nostra debba essere un'aggregazione. Io ed altri consiglieri non siamo d'accordo per questa sorta di annessione della Lega e vogliamo ragionare per due ordini di motivi, perché i valori che portiamo noi li riteniamo fondamentali e non rinunciabili, e sul programma dei prossimi 5 anni per essere alleati della Lega bisogna concordare quali cose si faranno e in che modo. Ecco, c'è un po' anche dentro Forza Italia il clima che si è respirato all'interno della Lega Nord, che poi ha portato alla famosa rottura di Tosi, le linee di Fitto e ovviamente quella di Toti a livello nazionale, e in ambito locale questa grande discussione su chi deciderà le alleanze e chi ci starà all'interno di queste alleanze. C'è un aneddoto però che bisogna considerare. Mentre gli altri partiti hanno una maggioranza e una minoranza, vuol dire Renzi è segretario del Partito Democratico e Cooperlo è la minoranza. Addirittura in Veneto Tosi era la maggioranza ed è stato espulso dalla Lega. In Forza Italia io che milito dal 2000, non ricordo un congresso, per cui è difficile sapere chi è la maggioranza e chi è la minoranza. Sicuramente esiste un gruppo dirigente che è fatto da parlamentari che oggi determina quelle che sono le scelte. L'unico problema è che questi parlamentari non sono stati eletti dai cittadini, ma sono stati collocati in posizione vincente da chi era la classe dirigente di allora. Cosa voglio dire? Che c'è una sorta di autoreferenzialità della classe dirigente e questo dà poca voce al territorio, e attraverso la nomina di commissari che si susseguono a livello regionale questa autoreferenzialità si rinnova ogni numero di anni, anche questo indefinito, fuori da qualsiasi regola statutaria. Diciamo che dentro Forza Italia c'è poi anche la variante che quello che dice Berlusconi alla fine diventa legge, quindi è probabile che sarà lui alla fine dirimente nella scelta dei candidati, magari facendo un po' soffrire l'area a cui adesso mi sembra lei faccia riferimento, che è quella di Fitto. Io ho trovato in Raffaele Fitto una persona molto libera, che dice quello che pensa e che si batte per quello in cui crede. E che Berlusconi sia quello che ha creato Forza Italia e l'ha portata ad avere 12 milioni di voti è evidente che è un dato certo, però il ragionamento da fare successivamente è che di questi 12 milioni di voti negli ultimi 5-6 anni ne abbiamo persi 8, quindi oggi all'ultima elezione nazionale abbiamo raccolto 4 milioni di voti, significa che dai momenti migliori ne abbiamo persi 8. Non c'è stato un dibattito per capire perché li abbiamo persi. Io ho letto alcune sue dichiarazioni molto pesanti in materia. Lei ha detto che sono state proprio queste persone a far perdere i voti. Io credo che in un'azienda, in una famiglia, in qualsiasi ambito, se chi prende le decisioni, io mi riferisco a evidentemente l'attuale classe dirigente di Forza Italia, sbaglia le decisioni o accetta i suggerimenti di chi non ha partecipato alle decisioni, o viene sostituito da qualcuno che possa decidere meglio. Questo dibattito, non dico queste decisioni, ma questo dibattito in Forza Italia non esiste. Lei ha deciso di non candidarsi, tra l'altro aveva detto, ha fatto questa proposta mai più, non più di 2 mandati nel Consiglio regionale, quindi coerentemente ha deciso di non candidarsi. Certo. Questo le lascia le mani un po' più libere, diciamo, anche per criticare e cercare una composizione tra le due parti?
Ma diciamo oppure, voglio dire, sarà la definitiva rottura? Diciamo c'è anche questa ipotesi. Che chi ha in mano il simbolo può dire alle persone: se non sei in linea non ti candido. Io, avendo già deciso di non candidarmi, non mi possono né lusingare né minacciare, e questo mi dà una grande libertà. Però quello che io vorrei far presente ai telespettatori, che non è una vicenda interna a Forza Italia. Quando parliamo di valori, di esperienze, stiamo parlando del fatto che qui ci sono imprenditori che si suicidano perché la loro azienda, per tanti motivi, ha chiuso i battenti. Qui viviamo in una condizione nella quale i più deboli faticano a sopravvivere. Allora io mi chiedo, rispetto a queste cose, dobbiamo portare avanti un programma politico che tenga conto, perché c'è evidentemente una diversa sensibilità. Ma parlo di un altro aspetto, che è la libertà religiosa. Allora noi giustamente diciamo che in Nigeria, piuttosto che in alcuni paesi arabi, c'è una discriminazione e addirittura ci sono degli omicidi rispetto a chi non è musulmano. Però se qualcuno chiede di costruire una moschea, noi diciamo che non è possibile. Allora qual è la frontiera? È tolleranza? No, secondo me è libertà. Cioè, voglio dire, non è una bega interna a un partito, ci sono dei valori che abbiamo sempre portato avanti e che in questo momento, di fronte ai muscoli o presunti tagli della Lega Nord, questi valori vanno a scomparire. Io ed altri non siamo d'accordo che scompaiano in un'alleanza cieca e subordinata alla Lega Nord. Quindi aveva ragione NCD quando ha posto il problema? L'NCD... Io faccio sempre una domanda un po' cattivella. L'NCD può dire le stesse cose che diciamo noi, ma c'è una differenza sostanziale, che l'NCD con un piede è al governo e con un piede è all'opposizione. Noi siamo perché, e in questo abbiamo contestato la classe dirigente che citavo prima, nel momento nel quale sono state votate le riforme che fanno comodo alle segreterie di partito, una riforma del Senato che è ridicola, perché è una riforma che di fatto non sopprime il Senato. Noi saremmo stati d'accordo nel sopprimere il Senato, così non è né carne né pesce. La riforma elettorale, quella che è stata proposta in sostituzione del Porcellum, porta il 70% del Parlamento ad essere nominati dalle segreterie di partito. Allora voglio dire che la discussione che è in atto non è una discussione fra gruppi di potere, è una discussione fra coloro che stanno portando avanti, probabilmente in modo cieco, una politica che non ha una visione, chi invece ha chiare molte cose. La prima è che siamo all'opposizione del governo Renzi, la seconda che serve un superamento di tutte quelle leggi che non permettono al cittadino di votare chi lo rappresenta, cioè basta nominati nelle istituzioni e basta nominati all'interno dei partiti, cioè dei congressi che rinnovino la classe dirigente. Tutto questo fa rischiare ovviamente l'alleanza composta da Forza Italia e Zaia, che nei sondaggi almeno fino a qualche tempo fa era data in largo vantaggio, però insomma togliendo l'LCD, togliendo Tosi, togliendo una serie di componenti anche problematiche interne ai partiti, sì, però cosa rimane? Non bisogna dimenticare che il punto nel quale siamo oggi non è stato determinato da una congiura, ma dall'incapacità di chi ne aveva la responsabilità di fare un percorso chiaro nei contenuti e nelle alleanze. Se noi guardiamo la storia degli ultimi mesi, vediamo che l'NCD, non entro nel merito perché forse non basterebbero tante trasmissioni, ma l'NCD è stato praticamente ripudiato a livello veneto, ripeto, a torto o a ragione, dalla Lega Nord, che dice, anche qua a torto o a ragione, sei al governo sia a Roma con la sinistra sia qua con noi. La storia di Tosi è una storia che è un fatto interno alla Lega, sono dei nodi che sono arrivati al pettine in cui c'è stato lo scontro vero fra Tosi e Salvini con beneficiario
Zaia, ma è un percorso diverso. La difficoltà dei rapporti con Forza Italia, oggi da noi peraltro anticipata ampiamente, parte dal presupposto che la Lega Nord dice: voi siete subalterni, di discutere del programma non se ne parla, in Veneto sosteniamo un candidato della Lega, in Liguria un candidato della Lega, in Toscana un candidato della Lega. Cioè, allora, voglio dire, tutto questo è avvenuto per episodi singoli, quindi significa che non c'è stata capacità di gestione dei problemi che sono insorti. A questo aggiungiamo che la Lega Nord che si associa o associa Casa Pound è indubbiamente diverso da un partito territoriale, come lo è stato fino a qualche anno fa, che porta avanti dei temi territoriali. Io mi sono accorto che il vocabolario di Salvini e Zaia è un vocabolario che si è modificato nel tempo. Ma Salvini e Zaia parlano la stessa lingua, secondo lei? Beh, sa, quando beneficiano della stessa situazione faccio fatica a pensare che siano diversi. Magari possono dividersi i ruoli, ma insomma, compari di giorno, compari di notte, è difficile distinguere le cose. Ecco. Devo interromperla un attimo, anche se è un ragionamento abbastanza appassionante. Tra 2 minuti ci vediamo la pubblicità, poi torniamo. Eccoci qui ancora insieme per parlare di politica ma anche del bilancio della Regione con Leonardo Padrin che è capogruppo di Forza Italia. Abbiamo finora discusso un pochino su quella che dovrebbe essere la fisionomia del centrodestra e l'alleanza con la Lega Nord e si ha un po' l'impressione di assistere a veramente a una prova di muscoli all'interno di Forza Italia tra due gruppi che in questo momento stanno spingendo. Fino a che punto vi spingerete? Ma dipende da come si interpreta la politica. Se la politica è se stessi, cioè se la politica è il modo in cui una persona ha un ruolo nelle istituzioni, è evidente che parliamo di due cose diverse. La politica deve essere portare avanti un progetto che riguarda il mondo. Allora, se questo è il progetto, bisogna essere chiari, non si può giocare sull'equivoco, non si possono fare cose che comunque portano una persona ad avere sempre un beneficio da quello che fa. Portare avanti un progetto significa a volte anche sacrificare un proprio percorso o rinunciare a una propria candidatura, creare spazio e creare rinnovamento. E questa è la differenza. Io, come altri, vogliamo far parte di un grande progetto a prescindere dal fatto di essere personalmente davanti o avere dei ruoli in questo progetto. C'è chi invece, secondo noi, difende quello che è, difende quello che ha a scapito di un progetto. È la differenza tra volere un partito grande al quale partecipano tutti e avere un partito piccolo che risponde a pochi. Senta, c'è spazio secondo lei per una sperimentazione intorno alla lista Tosi? Ma io ancora non dispero che il centrodestra possa trovare una propria unità, ma la deve trovare non su dei rapporti di potere o su incarichi, magari qualche vicegovernatore nominato senza essere candidato. Io credo che l'unità del centrodestra si trovi attorno a una visione del futuro e in questo momento con la deriva di destra della Lega Nord la vedo sempre più difficile. Non la vedo impossibile, ma sicuramente più difficile. Parliamo un po' anche del bilancio della Regione, bilancio di previsione un po' ancorato in questo momento, doveva essere la settimana decisiva per la discussione in Consiglio regionale, invece nulla di fatto. Perché secondo lei pesano queste tensioni all'interno dei gruppi e soprattutto dentro la Lega Nord, dove sappiamo che una parte dei consiglieri ha presentato degli emendamenti, ha fatto mancare il numero legale, insomma c'è... Sì, però non dimentichiamo che il bilancio doveva arrivare in Consiglio a settembre e la Giunta l'ha mandato a dicembre, quindi voglio dire a settembre non c'erano le tensioni e non c'erano i conflitti di oggi. Devo dire che
il bilancio che è in discussione, che si sta trascinando perché non c'è più una maggioranza coesa, non vede la partecipazione della Giunta, se non in minima parte, alla discussione, cioè di coloro che poi andranno a gestire i capitoli che si stanno decidendo in Consiglio. Ma allora quello che ci domandiamo in tanti... Cioè non vengono in Consiglio regionale? Non vengono in Consiglio regionale. Allora quello che ci domandiamo in tanti è questo, ma di chi sarà figlio questo bilancio? Adesso vediamo se nei prossimi giorni ci sarà questa presenza o non ci sarà, ma voglio dire, piuttosto di un pateracchio dove alla fine, non so se in televisione si possa dire, insomma, vengono accontentati, dove... Sì, appunto, per arrivare a un bilancio poi con le urne aperte sostanzialmente non è nemmeno tanto... Infatti, allora voglio dire, o è un bilancio vero, è un bilancio serio, oppure è la risposta a una sommatoria di esigenze individuali dei consiglieri e degli assessori. Quando parlo individuali non intendo dire di tipo privato o tipo personale, ma il campanile piuttosto che il campo sportivo, è evidente che manca un progetto su questo bilancio. Vediamo se nei prossimi giorni è possibile ritrovare il senso di questo bilancio. Ecco, io ho visto una cosa che almeno penso abbia impressionato un po' l'opinione pubblica, cioè le parti sociali un po' allarmate da questo bilancio, e per esempio penso agli assistenti sociali che in qualche maniera si sono mossi in varie parti del Veneto per denunciare una situazione di tagli che tocca settori molto sensibili, penso, non so, sì, i centri antiviolenza delle donne, allora, alcune cose che riguardano proprio il sociale più profondo. Sì, dobbiamo però distinguere... Siccome questa è stata una giunta che ha messo un po' in discussione l'intero impianto del sociale, adesso è cambiato anche l'assessore nel frattempo perché uno è stato nominato parlamentare europeo. Premesso che io non mi candido, quindi vuol dire non è che sto portando avanti la promozione di me stesso, io sono stato il primo firmatario e relatore della legge sulla violenza sulle donne, voglio dire, quindi non è che cavalco la tigre. Bisogna distinguere i tagli che sono avvenuti perché c'è una politica nazionale che è cambiata e ci sono meno risorse, dalle scelte discrezionali che può aver fatto questa amministrazione. Allora anche qua, se noi pensiamo a grandi strutture che accolgono i disabili, io credo che sia una ghettizzazione. Se noi parliamo di meno risorse a delle sperimentazioni che vengono fatte presso le famiglie, presso le fattorie sociali, dico, lì sono soldi che vanno investiti innanzitutto per la dignità di coloro che bisognano di cure e perché le famiglie devono essere aiutate rispetto a queste difficoltà. Teniamo presente che abbiamo approvato a gennaio il riparto del 2014, quindi come dire, sì. Alla fine si va avanti e poi alla fine si ripiana? È un aspetto da rivedere, ecco. Per questo io sostengo un profondo dibattito sul programma e sulle scelte. Non si può rincorrere... Anche perché parlare di queste cose comunque è parlare della regione, proprio profondamente alla fine, perché la regione cos'è? Questo è assistenza sociale e sanità, questo voglio dire... Beh, non è solo questo, perché voglio dire comunque noi pensiamo alle strade, pensiamo... Sì, certo, tra i capitoli grossi di impegni al trasporto locale, quindi non è solo questo. Io vorrei che prima di fare le liste, quando si fanno le alleanze, si fissassero 5-6 punti che caratterizzano gli investimenti dei prossimi 5 anni. Fissati questi punti, poi è evidente che cammin facendo, in base alle difficoltà che si presentano, si fanno anche le scelte. Però voglio dire, non è possibile che per l'ospedale di Padova sia passato quasi un anno da quando è cambiata l'amministrazione e stiamo ancora parlando di problemi da risolvere di uno o più siti disponibili. Io non ho mai sostenuto nessun sito rispetto ad un altro. Io ho sempre sostenuto che bisognava trovarne uno, che bisognava deciderne uno. A questo punto deciderà il prossimo Presidente? Ma non lo so, c'è una mozione approvata in Consiglio che impegna la Giunta a trovare il sito entro il 31 marzo 2015.
e spero che la Giunta lo faccia non per il Consiglio, non per i consiglieri, ma perché la sanità padovana, che non è solo padovana e riguarda tutto il Veneto. Io ho sentito l'altro giorno a Padova, era Zaia, e ha risposto appunto alle domande dei giornalisti sul tema, ha detto bisogna decidere ancora su questi due posti, due location in cui... Quindi non mi sembrava che ci fosse un gran decisionismo, allora, magari voglio dire soltanto perché non volete dirlo ai giornalisti, non so se arriveremo alla fine, prima della fine della legislatura. Anche perché sarebbe un'eredità importante certo, che viene lasciata al nuovo Presidente. A questo punto mi viene da dire che decida la nuova Giunta direttamente. Allora, io dico che quando cambia un'amministrazione, se la nuova amministrazione di Padova non trovava ragionevole Padova Ovest, doveva, secondo me, concordare con la Regione un altro sito. Oggi siamo al 5° sito, Padova Ovest, rifarlo sul vecchio, via Corrado, Padova Est e l'aeroporto. Allora, credo che questo sia poco rispettoso delle migliaia di persone che lavorano nelle strutture sanitarie padovane e delle decine di migliaia che ogni anno accedono alle strutture. Non andava bene Padova Ovest. Il Comune di Padova doveva concordare con la Regione un altro sito, uno però. E la Regione non trovava un accordo, doveva scegliere in proprio un altro sito. Quello che non è accettabile è che a distanza di un anno non si sia deciso nulla. Io non entro nel merito perché sì, perché no, di qualsiasi sito. Io credo che la Regione ha perso un anno senza assumere una decisione. Sembra quasi che il Comune di Padova sia in grado di determinare, di impedire le decisioni della Regione. E io non credo che 5 milioni di abitanti debbano essere condizionati da un sindaco di 200.000. Sempre questioni interne alla Lega comunque. Purtroppo sì, ma sono interne alla Lega per i rapporti di forza fra le persone fisiche, ma i problemi di cui stiamo parlando non sono un problema interno alla Lega, è un problema che riguarda la salute di 5 milioni di persone. 5 milioni di persone che potrebbero avere dei servizi migliori se la nuova struttura fosse decisa e realizzata. Ogni anno che perdiamo è un anno nel quale avremo quei meno servizi che ci sono mancando il nuovo ospedale. Voglio chiederle una cosa che cambia completamente un po' l'argomento e lo scenario, però che rientra un po' in quello che abbiamo discusso nella prima parte di questa intervista. Lei prima faceva riferimento anche al fatto della libertà di culto, alla possibilità di poter avere anche delle moschee dove i musulmani possono pregare. È un momento in cui questi argomenti sono molto sensibili, anche perché la campagna elettorale sembra, soprattutto per voce di Matteo Salvini, sembra molto incentrata anche sulla paura di quello che sta accadendo, questi continui sbarchi di persone che arrivano dai territori di guerra, e la paura ovviamente, dopo Tunisi ancora più vicina, dell'ISIS sostanzialmente, quindi degli attacchi terroristici. Su questo c'è da fare una riflessione anche nel centrodestra? Ma sicuramente una di tipo culturale e una di tipo tecnico. Quella di tipo culturale è che non ci saranno mai muri abbastanza grandi per fermare un'altra cultura, perché con un'altra cultura, se si decide di rispettarla come io ritengo si debba fare, va aperto un dialogo e va condiviso un percorso, perché altrimenti vorrebbe dire che ognuno di noi dovrebbe avere una guardia del corpo, metà difesi e metà difensori, perché altrimenti con la mobilità che c'è oggi delle persone, della comunicazione, nessuno sarà mai al sicuro da nessuna parte. Quindi prendere atto che con una cultura di tipo diverso bisogna ragionare. Il secondo aspetto riguarda quella pessima esperienza di Mare Nostrum e adesso di Triton. Allora è evidente che se noi li andiamo a prendere in Libia, il flusso che arriva in Italia aumenterà in modo esponenziale sempre. Ci sarebbe da dire cosa è successo in Libia, perché per le ambizioni di chi o per i problemi elettorali di chi, ma anche qua altro film e altra lunga discussione.
Oggi quello che noi possiamo fare rispetto a queste persone che scappano dalla morte, perché dobbiamo chiarirci che scappano dalla morte, noi abbiamo dei doveri nei loro confronti, ma è inutile portarli in Italia e trattarli come dei diversi, come dei terroristi, come dei delinquenti, perché ci saranno i delinquenti e i terroristi, ma non è che tutti siano uguali. Quando vediamo delle donne incinte che affrontano il mare all'interno di un barcone, è evidente che sognano una vita diversa dalla morte che avrebbero incontrato certamente nei loro paesi. Quindi come se ne esce? Secondo me bisogna intervenire creando, ce ne sono fatte in passato, mi ricordo quelle per i palestinesi, delle aree nelle quali queste persone possono trovare protezione, possono essere sfamate e dove si può dare ai bambini delle scuole perché capiscano come si può affrontare il mondo quando saranno più grandi. Ma se questi vengono caricati a forza con le armi dietro la schiena dentro i barconi, adesso pare c'è anche questo problema. Ma l'intervento noi dobbiamo farlo il più vicino ai paesi da dove questi emigrano. Sì, la questione sembra non avere riferimenti a livello territoriale, perché le regioni sono un po' tenute fuori, a parte la Sicilia forse, guardi, però poi quando arrivano, poi alla fine quando il problema arriva attraverso le prefetture viene semplicemente spalmato sui comuni. Quando io mi sono laureato, eravamo un gruppetto di persone perché frequentavamo un corso un po' particolare, c'era un ragazzo greco, un Ibu della Nigeria, un ragazzo turco e una ragazza di origini iraniane come dire, seguendo quel corso un po' particolare, era sui paesi afroasiatici, poi ci si frequentava. Io mi ricordo che le serate passate a Padova la sera non c'era nessuna distinzione tra di noi e non c'era nessuna, parlo del 1983, e non c'era nessuna distinzione rispetto ai locali che frequentavamo, a dove si andava, a volte un po' a sbaraccare, come si diceva, no? Ecco, allora, perché è cambiata la situazione e quando incontri una persona, magari di colore, di sera, come dire, cede a paura? Perché è evidente che una non gestione del problema degli immigrati ha fatto crescere le difese e ha fatto crescere anche alcune forme di razzismo spesso usate per raccogliere qualche voto in più. Allora io credo che bisogna riportare non indietro l'orologio, indietro il tempo ad allora, ma allora quando le persone che erano nel nostro paese erano persone che non ponevano problemi di ordine pubblico, non c'era alcun tipo di razzismo. Cioè qui causa e effetto si scambiano i ruoli, esiste un dovere di aiutare chi si trova in difficoltà, ma non lo si può fare mettendolo in un contesto in cui rischia di essere criminalizzato prima di essere conosciuto o per il colore della pelle o per la fede che professa. Comunque questo anche sottolinea quante differenze ci siano tra alcuni componenti di Forza Italia e la Lega, insomma, penso che questo sia un argomento... Anche all'interno dei componenti di Forza Italia c'è una posizione molto diversa. Tra la destra e l'area destra, diciamo così, e l'area centrista? Io insomma sogno un partito che sia liberale, che sia riformista, che faccia della libertà uno strumento che non è la tolleranza, è un concetto molto diverso. Ma dopo che ha portato Fitto a Padova per questo incontro, che tra l'altro è stato anche molto partecipato, è successo qualcosa? Berlusconi l'ha chiamata, ci sono state delle reazioni? Ma ufficiali no, ma è evidente che vengo considerato un sovversivo. Io non so se sia per colpa della barba o perché ho detto che i cittadini hanno diritto a scegliere chi li rappresenta attraverso il voto. Però insomma una certa chiusura si è vista e poi ci sono i più stupidi degli ortodossi che lo dicono anche pubblicamente, mentre i più furbi lo fanno intendere. Ma questo non è un problema. Cioè quando si fa una battaglia, secondo me la si fa sempre fino in fondo. Siccome io ritengo che la battaglia a favore della libertà e contro i nominati sia giusta. Se c'è un prezzo da pagare anche personalmente devo dire che lo pago volentieri. Vediamo come andrà avanti questa bella discussione interna a Forza Italia. Intanto io la ringrazio di essere stato con noi. Grazie a voi.
Arrivederci allora ai prossimi appuntamenti e anche agli sviluppi politici della situazione. Grazie, noi ci vediamo come sempre domani. Arrivederci.